sì, gracias a Diaberu, a su professor Lillio e a sa Fondazione Saldinia pro s'invittu e pro su cumbidu puru. E quando faeddamus de federalismo saldu è preciso fare riferimento mascamente la giannadu Giovanni Francisco e Contu a Giolzi Asproni, nascido in Vizi in su 1808, morto in Roma in su 1876. E a Giovanni Battista Tuveri, no? Nascido in su 1820, morto in su 1887. Sunu esatteru fiana in profondidade homines de su tempus issoro, con sa capacitade de vivere a intro de su tempus issoro. Sa personalidade de Asproni, giornalista, homine politico, deputado, è stata oggetto d'esame in sa toppu, in sa boiu, tento in Castellu, in su 1992, a boiu ammaniato dai Tito Ru, che un pare a Carlino Sole, ha pubblicato su famato diario politico dal 1855 al 1876, in 7 volumenes, un monumento della cultura salda e italiana, impresa intellettuale, editoriale, che fa de onore di Aberu a cultoso duoso e studiososo. Saboglio de Castellu ha pure posto in giaru, con litteras, documentos ineditos, sul rapporto de Asproni con su mondo politico de Sottigentos, con Giuseppe Mazzini, Benedetto Cairoli, Francesco Crispi, Francesco De Sanctis, Carlo Cattaneo, Giuseppe Ferrari. Cattaneo e Ferrari conosciano il timaiana Asproni, e manco male chi calchi studioso ha faeddato de una Saldigna forasa de dottu, a forasa de salcurrentes e politicas culturale de cuddu secolo, no? Sardegna arretrata, statica, sonnolenta, vero? Al di fuori del tempo e della storia, questi gli stereotipi a lungo ricorrenti in rapporto all'Ottocento e non solo in rapporto all'Ottocento, stereotipi di cui dobbiamo liberarci. Asproni e Tuveri abbaidaiana con simpatia, mascamente a sol modello de sos Estados Unidos, no? D'America e a Svizzera, ha precisato Gianfranco Contu, Tuveri più alla Svizzera, vero? Tuveri, amministratore, deputato, giornalista, è stato più teorico, più filosofo di Asproni, no? Asproni è stato più, come si può narrare, pragmatico, no? Anche se bisogna ricordare, come diceva stamattina Contu, che gli articoli pubblicati da Asproni sul giornale Il Popolo d'Italia di Napoli sono la prima espressione di meridionalismo politico cosciente. Gli articoli di Asproni precedono i testi famosi, no, di Sidney Sonnino e di Leopoldo Franchetti. Il primo meridionalismo politico cosciente si deve ad Asproni. Sa regione ha fatto pubblicare sos iscritos pius importantes de Tuveri, contivizzados dai studiosos commente Norberto Bobbio, Aldo Accardo, Sebastiano Mosso, Luciano Carta, Maria Corrias Corona, Tito Ru, Girolamo Soggiu, Gianfranco Contu, Lorenzo Del Piano, e a parte coloro che purtroppo non ci sono più, ma io penso donzuno de cuddos studiosos podia da faeddare de Asproni e Tuveri mezzo su de mie e puru Alberto, no, Belleddu Contu, ma commente chi sia da vidimus un momento, un pagus attualidades, ereditade mascamente de Tuveri, no? Gioele Solari, ammentato da Contu, il studioso de Impoltumannu, in duol tribaglioso suoso de su 1920 aia sustento che Tuveri in su secolo sou via un monarcomaco in ritardo, no? I monarcomaci erano i critici per eccellenza della monarchia assoluta. E invece Norberto Bobbio in Saboglio utento in Castellu in su 1987 ha nato invece che Tuveri riende
sul libero suo famato, no? Del diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi, trattato teologico-filosofico, no? Comparfidu in su 1800 su Gimbantai aia fatto su filosofo militante, con capacità di videre in su tempo il benidore, in sincrasa, no? Nel futuro. E tu vedi essere a intro, e non a forasa de su dibattito de su tempo suo, a dai segusu de sobera intrea de tu veri, si può narrare, no, in parola inglese, in su background, no? Podimus narrare, si può agattare su filosofo e teologo Vittoria, no? Juan de Mariana, Francisco Suarez, Covarrubias e Harrington, no? Il chiamato meda dai tuveri che aia compreso su spirito utopico de cullu scrittore, no? L'autore di Oceana, Harrington. E c'è indubbiamente un nesso molto forte tra utopia nel senso positivo del termine e federalismo, no? Oceana fu pubblicata nel 1656. In sa produzione de tuveri podimus agattare puru Rousseau, Nicola Spedalieri, Sol valores e desilluminismo, appustisi Carlo Botta, Jean-Joseph Proudhon, no? Sa conoscenza de currentes e filosofos de sottigentoso, chi si non podimos comprendere commente tu veri ha fatto a peleare, a fagere con tierra, no? Dura meda contra De Vincenzo Gioberti, aveva cercato di metterlo in stato d'accusa nel Parlamento subalpino, ma era stato subissato di fischi, di improperi, di contumelie, no? E Gioberti aia ispedito, podimul narrare, in Norommara, s'esperienza del Stato federale americano, no? Nel primato morale civile degli italiani non c'è traccia di proposta costituzionale. Quando parla degli Stati Uniti, Gioberti dice la peste bubbonica della libertà di stampa. È diverso il discorso sul giobertiano rinnovamento civile d'Italia, ma ripeto, nel primato non c'è traccia di proposta costituzionale, ma si parla solo di corpi consultivi. Duccasa deono so di accoldu con Gian Giacomo Ortu, o pro carità, dei studioso de Reppula, studioso di Vaglia, che in suo volume desistoria d'Italia, subra de sa Saldigna, pubblicato da Einaudi, a cura di Antonello Mattone e di Luigi Berlinguer, ha scritto che tu veri esse archeologico, deono so di accoldu con uno studioso stimato come Gian Giacomo Ortu. Noi invece se podimus mostrare che su federalismo de tu veri non è archeologico, so convinchido desimportanza deseredità, desattualità de tu veri, è bastante pensare a su ruolo de sal comunasa, no? Autonomia amministrativa e finanziaria sal comunasa, che ria da tu veri, commente resessida possa in medio pro arrivire finza a sa Repubblica federale. E allora, tanto, oggi che con espressione molto impropria si parla di federalismo all'italiana, di federalismo minimo, vedi i testi di Sabino Cassese, questo volumetto di Roberto Galullo, no? Pubblicato dalle edizioni del Sole 24 Ore, federalismo minimo, un termine molto improprio, bisognerebbe prevedere le tappe fondamentali di un processo di transizione allo Stato federale vero e proprio, adottando magari le proposte del federalista ticinese Francesco Paolo Forti, no? Che futuro per esempio dare alle province, ne parlava poco fa il professor Del Piano. È valido a mio avviso al riguardo quanto proporrà Vincenzo Migaleddu, no? Allora fare questi livelli, i comuni, le subregioni storiche della Sardegna, la Trecenta, la Romagna, e poi la Repubblica Sarda e poi la Repubblica Federale Italiana. Repubblica Sarda nella Repubblica Federale Italiana, che a mio avviso dovrà essere fondata sulla giustizia sociale, secondo le analisi soprattutto di Silvio Trentin e di Emilio Lussu. Ecco, come io dicevo questo, ecco, gli obiettivi intermedi, no? Per sottolineare la capacità di Tuveri di calare i principi teorici nel concreto, facendo proposte specifiche per navigare, per transitare verso lo Stato federale.
Tanto tu veri che de fraigare, podimul narrere, si Estado federale prosa defensa de sal diversidades e de una pluralidade de historias, economías, limbas, culturas, patrimonios, experiencias e costúmenes de 11 territorios. Isso pensaia a un Estado federale che podia permettere sa crescita economica, sa crescita pro si sviluppo, no? Oggi si potrebbe parlare con termini attuali di sviluppo endogeno, di sviluppo autocentrato, crescita economica e sviluppo economico de 11 popolo, pur con maneras de cooperazione sociale, che na duda tu veri arrezzidus influenzia, commente apponato innanzi de Proudhon, no? Pierre-Joseph Proudhon, il socialista utopista francese, ma tu veri è stato bravo meda a moere criticas a questo importante filosofo politico francese. Tu veri è vero ha condannato sul socialismo e sul comunismo, ma ha descritto pure che una forma del socialismo reformatore podia da pure andare bene, no? E dobbiamo narrare Galu. Su federalismo de tu veri è un federalismo prosa vaghe, e lo dobbiamo aumentare con forza oggi che siamo in guerra. Proite è su centralismo, hai scritto tu veri, mascamente chi tiene de su bisogno de comandare, di fare sumere in totue, no? E hai scritto tu veri, no? Di tenere in piedi un esercito stanziale, mentre invece minore la preoccupazione da questo punto di vista dello Stato federale, per cui possiamo procedere verso il disarmo. E al riguardo mi sembra, mi avvio alla conclusione, tu veri raccoglie un messaggio, un'eredità dell'illuminismo più che mai vitale ed attuale. È sufficiente pensare al pacifismo di Kant nello scritto per la pace perpetua del 1795, ricordato stamattina dal professor Usai, no? Che fa di Kant un antesignano dell'ONU. Certo, i venti di guerra che spirano nel mondo dal 1991, cioè dalla guerra del Golfo, e guerre, non dimentichiamolo, all'uranio impoverito, se non arricchito di plutonio, guerre per cui si dà la morte ai propri soldati. Questo è quello che viviamo, che abbiamo vissuto dalla guerra del Golfo. I generali che danno la morte innanzitutto ai propri soldati, prima ancora che al nemico con l'uranio impoverito, e abbiamo avuto vittime in Sardegna, Ci hanno fatto trascurare, ecco allora queste cose, il nesso fondamentale federalismo-pace, negletto, posto tenuto in non cale nel dibattito sviluppatosi sulla Repubblica, no? Sulla base di un articolo famoso di Eugenio Scalfari. Ora la raccolta degli articoli è stata riproposta di recente in un volume di La Terza. Questa a mio avviso è una non casuale ignoranza, ma questo non può eliminare il nesso, ripeto, federalismo-pace. In Italia, attento sorte di Aberuona su federalismo europeo di Altiero Spinelli, una nobile figura, che ha dimenticato il Stato federale, ha dimenticato su federalismo interno, no? Invece, in sos iscritos e in sos articulos de Cattaneo, de Tuveri, noi sagattamos sempre un pare Estados Unidos de Italia e Estados Unidos de Europa. E tanto su federalismo appeldidu in sottigentoso. Innanzi ai appeldidu, sì, è vero, su movimento guiato da Giovanni Maria Angioi, e tu veri ai arrezzidus influenzia de salpeleas contra de sol feudatarios, su quale ha partecipato su Iaiusou, no? Domenico Vincenzo Licheri, no? Era il nonno materno di Tuveri, no? Commente ha mostrato Luciano Carta. Concludo in italiano dicendo che ha scritto giustamente Alberto Contu, no? Il federalismo ha fatto registrare, sì, sconfitta, per 3 volte in questo nostro programma ricorre sconfitta, sì, riconosciamolo, vabbè, ma andiamo oltre questa parola che può ingenerare pessimismo, rassegnazione. Il federalismo, ha detto Alberto Contu, ha fatto registrare solo una momentanea battuta d'arresto. Vedere l'antologia dei federalisti sardi pubblicata dalla casa editrice Condaghes.
Senza i principi e le idee del federalismo, la stessa forza contrattuale dell'autonomismo e del regionalismo sarebbe stata di gran lunga minore. Per il federalismo si tratta di riprendere un sentiero interrotto e al patrimonio teorico del federalismo sardo dobbiamo attingere, alle idee di Asproni, di Tuveri, di Pietro Paolo Siotto Elias, di Camillo Bellieni, di Emilio Lussu, di Gonario Pinna, di Antonio Simon Mossa e altri per dare incisività, contenuti, sostanza alla prospettiva dell'Assemblea Costituente. Assemblea Costituente del popolo sardo per andare avanti verso la Repubblica Sarda nella Repubblica Federale Italiana, nella Federazione Mondiale dei Popoli fondata sulla giustizia sociale, secondo l'auspicio proprio del pacifismo illuministico. Viva l'Assemblea Costituente del popolo sardo!